Buongiorno, buona domenica da Telecolor. Vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Da Taormina il ministro Carlo Nordio torna sulla riforma della giustizia e polemizza con l'Associazione Nazionale Magistrati. Il nostro interlocutore non è il sindacato, ma il CSM. Catania hanno giurato i 10 assessori della Giunta Trantino, solo una donna tra i nomi indicati dai partiti. Ne avrei volute di più, ha spiegato il sindaco. Disoccupazione giovanile e sicurezza sul lavoro, le priorità dell'UGL. Il segretario nazionale Paolo Capone a Catania chiede un'agenzia nazionale per i controlli e vede nel ponte sullo Stretto un'opportunità di sviluppo. Divisi sui compiti per le vacanze, per alunni e insegnanti sono solo un ricordo, per altri rappresentano un'occasione per tenersi in allenamento durante la lunga pausa estiva. Calcio, contratto biennale per il nuovo tecnico del Catania Luca Tabbiani. La dirigenza rossoazzurra lo ha scelto per la sua mentalità offensiva. Ancora una buona domenica, benvenuti a Sicilia 24. Il ministro della giustizia Carlo Nordio è stato ospite del Tao Book, ha parlato del nuovo pacchetto di misure contenute nella riforma della giustizia che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri in settimana. Tra i temi che più stanno facendo discutere l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e l'utilizzo delle intercettazioni. Il ministro ha risposto anche all'Associazione Nazionale Magistrati ribadendo che l'interlocutore del governo non è il sindacato ma il Consiglio Superiore della Magistratura. Emanuela Corsi. L'Europa ci chiedesse una sorta di rimodulazione del nostro sistema integrato di repressivo, noi siamo disposti ad accoglierlo, ma non nella forma in cui esisteva adesso l'abuso di ufficio, che era così evanescente e atipico da non avere uguali tra l'altro in nessun altro ordinamento europeo. Il ministro Carlo Nordio a Taormina, in occasione del Tao Book, difende la riforma della giustizia approvata dal Consiglio dei Ministri, che introduce una serie di importanti novità normative, a partire dall'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio. Il disegno di legge Nordio pone limiti anche al potere di appello dei PM. Se un magistrato singolarmente ritiene dal suo punto di vista che una legge sia sbagliata, soprattutto dal punto di vista tecnico, nessuno ha il diritto di togliergli la parola o di dire che interferisce. Ma in questo caso non era un magistrato qualunque, era il rappresentante di un sindacato di magistrati che aveva, prima ancora che fosse noto il testo, ufficialmente il testo del disegno di legge, pronunciato tutta una serie di critiche severissime, inconcepibile, contrario alla Costituzione, qualcuno ha detto addirittura, non so se un regalo alla mafia o comunque, tutte queste cose secondo me in corretto italiano significano interferenze. E in merito alla polemica con il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati sul DDL, ribadisce che l'interlocutore istituzionale del governo e della politica non è il sindacato ma il CSM. Uno dei temi più discussi della riforma Nordio restano le intercettazioni e il loro utilizzo. La tutela del terzo significa tutelare la persona estranea alle indagini di cui parlano gli intercettati. Ma le pare che sia informare correttamente l'opinione pubblica se Tizio parla con Caio di Sempronio e magari lo vuole calunniare o diffamare? Questa non è informazione, questa è violazione flagrante, tra l'altro, dell'articolo 15 della Costituzione, che ritiene la libertà e la segretezza delle conversazioni principio fondamentale garantito al rango costituzionale. Noi interverremo sulle intercettazioni molto più radicalmente, prosegue il ministro, che questa sia una barbarie che costa 200 milioni di euro l'anno per raggiungere risultati minimi è sotto gli occhi di tutti. E adesso a Catania, dove ieri ha giurato la nuova giunta Trantino. Gli assessori e le deleghe sono state dunque ieri affidate, non mancano i mal di pancia dei partiti che compongono la coalizione. Sentiamo Natale Bruno. C'è la folla delle grandi occasioni, il Salone degli Specchi al posto della Sala Giunta per il primo vagito dell'esecutivo varato dal sindaco Enrico Trantino, che vista l'ondata di calore arriva in municipio in camicia e giacca e poco prima dell'ufficialità sfila la cravatta al capo ufficio stampa Molino.
Trantino ha messo in campo il piglio decisionista, un po' per far capire chi comanda a Palazzo degli Elefanti, e così ha scelto il suo vice, come capita spesso nei posti di comando, l'ingegnere urbanista Paolo La Greca, che spiega ai nostri microfoni perché ha accettato di fare l'assessore. Si entra a far parte di una squadra per ragioni di maggioranza certamente, ma anche per ragioni di competenza. È uno dei principi per accedere alla vita pubblica amministrativa di una città. Mi ha scelto per ragioni di competenza, mi auguro di non deludere la città. La formula di rito per gli assessori chiamati a pronunciarla in rigoroso ordine alfabetico. Non ci sono più i partiti, c'è la squadra per risollevare le sorti di Catania, e così inizia Bruno Brucchieri, MPA delega ai servizi e all'inclusione sociale e alla famiglia, poi Giuseppe Gelsomino della Lega Attività Produttive, Andrea Guzzardi, anche lui Lega, Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Agricoltura, Pesca e Borghi Marinari. Vice sindaco Paolo La Greca, urbanistica, mobilità e rapporti con l'università. Segue Viviana Lombardo, Fratelli d'Italia con delega al personale, servizi informatici e digitalizzazione, pari opportunità e politiche giovanili. Non passa inosservata la presenza in giunta solo di una donna. Sono una donna perché non ho alcuna difficoltà a dirlo, ancora probabilmente i partiti devono aggiornarsi rispetto a certe dinamiche che vogliono che le donne siano sempre più protagonisti. Ancora patiamo un minor coinvolgimento del sesso femminile nelle classi dirigenti dei partiti, certamente è qualcosa che dobbiamo correggere, però desidero solo ricordare che stiamo parlando di una giunta di centrodestra e il centrodestra ha dimostrato che non ci vogliono quote rosa o riserve ignare per diventare presidenti del Consiglio quando si è donna, ma si ha valore. Sulla composizione della giunta Trantino non bada troppo alle questioni interne alla maggioranza, e a chi gli chiede sui mal di pancia dei partiti dice: c'è il Malox, ci sono tanti altri farmaci che possono eventualmente aiutare per l'antiacido, ma non c'è, a prescindere dalla battuta, mal di pancia non ce n'è. È chiaro, c'è qualcuno che magari aspettava un diverso risultato, è comprensibile, ma credo che appartenga alla fisiologica natura della politica. Saranno poi le partecipate? Sì, sono anche le partecipate, ma è un tema su cui io chiederò di stare al di fuori, se non per poi controllare i curricula dei soggetti che mi saranno indicati come rappresentanti di vertice. Gli altri assessori sono Giuseppe Marletta della Democrazia Cristiana, a cui va il bilancio, gli affari legali, le partecipate e il patrimonio; Sergio Parisi, Fratelli d'Italia, con il record di essere chiamato per la terza volta assessore in 3 sindacature diverse, avrà le politiche comunitarie, i lavori pubblici e lo sport; Giovanni Petralia, le manutenzioni, l'autoparco e i servizi cimiteriali; Alessandro Porto, l'MPA, Polizia Municipale, Protezione Civile, Dissesto idrologico, Energia; Salvo Marchio, Forza Italia, Ambiente, Ecologia, Parchi e Verde Pubblico. Adesso la cronaca. Marito e moglie hanno trovato in casa un giovane psicologicamente fragile, è entrato in un momento di scarsa lucidità. La coppia ha pensato si trattasse di un ladro, è nata una violenta colluttazione nella quale il 24enne ha avuto la peggio. Adesso si trova ricoverato in terapia semi-intensiva al Policlinico di Catania, ma non è in pericolo di vita. Tutto questo è successo a Gravina di Catania. La donna ha riportato dei tagli, sembra con del vetro al viso, ed è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Sembra che il 24enne e la coppia non si conoscessero. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per fare luce su alcuni punti ancora poco chiari di questa vicenda. Il 24enne, che non era entrato per rubare, non è in stato di fermo, ma è comunque piantonato in ospedale. E adesso ancora cronaca. Per sfuggire all'arresto ha cambiato casa, ha interrotto i rapporti con i familiari, si è fatto crescere la barba e i capelli ed ha usato una carta d'identità falsa. Dopo 5 mesi i carabinieri della compagnia di Monreale però l'hanno catturato. Si tratta di Giovanni Priolo, 43 anni, palermitano. È finito dunque in carcere. L'uomo era ricercato perché nel luglio del 2019, durante l'intervento della Capitaneria di Porto, a causa della segnalazione di una moto d'acqua tra i bagnanti, aveva cercato di bloccare i militari salendo a bordo della motovedetta. E adesso siamo alla cronaca sindacale: lavoro, sicurezza, fondi PNRR, i temi al centro dell'UGL di Catania, che guarda al ponte come un volano per lo sviluppo. Sentiamo il servizio.
La Sicilia in perenne emergenza lavoro. I dati della disoccupazione, soprattutto quella giovanile, preoccupano i sindacati che chiedono al governo misure per contrastare il fenomeno. Il segretario nazionale dell'UGL, Paolo Capone, ha partecipato a Catania al congresso del sindacato provinciale sul tema del futuro della città, tra partecipazione e territorio per lo sviluppo e l'occupazione. L'emergenza lavoro in Sicilia si sente più che in altre regioni. Per la statistica che è stata fatta, la regione Sicilia rappresenta la quinta regione d'Europa per tasso di disoccupazione giovanile. 4 giovani su 10 non lavorano e non cercano lavoro. Questo è un tema che va affrontato. Per Capone, una spinta all'occupazione nell'isola potrebbe arrivare dall'apertura dei cantieri attraverso i fondi del PNRR. Il ponte sullo Stretto potrebbe essere un volano straordinario. Il ponte sullo Stretto è la priorità, credo, condivisa da tutto il governo e da tutte quante le parti sociali. Questa terra ha bisogno di essere collegata non soltanto fisicamente, anche nell'immaginario collettivo. Particolare attenzione però deve essere posta sulle questioni che riguardano la sicurezza sul lavoro. Un numero di infortuni sul lavoro altissimo. 1300 morti l'anno rappresentano una strage che deve essere fermata e allora in tutte le regioni d'Italia bisogna incominciare a fare sicurezza all'interno delle scuole, bisogna mettere in condizioni gli ispettori di lavorare per un unico ente, un'agenzia per la sicurezza dove ci siano gli ispettori dell'INAIL, quello dell'Espresa, quelli delle ASL, quelli dei Carabinieri, in maniera da fare incisive azioni congiunte. E poi ci sarà da affrontare la fine del reddito di cittadinanza previsto a fine luglio. Il reddito di cittadinanza va trasformato per coloro che sono occupabili, i nostri giovani, le nostre persone anche più grandi, che devono avere però l'opportunità di poter essere avviati al lavoro. Quindi politiche attive e formazione da una parte, assistenza dall'altra. E adesso andiamo a Mondello dove parte la pedonalizzazione del lungomare. Alcuni commercianti sono contrari, altri favorevoli. Marco Gullà è andato a sentire le loro voci per noi. Meno auto, più gente che passeggia, più eventi e attrazioni per i turisti. Mondello cambia abito, arriva la stagione estiva e la borgata marinara palermitana si appresta alla pedonalizzazione. Tra favorevoli e contrari per il secondo anno consecutivo, quindi Mondello, in particolare nella zona del lungomare, dice no alle auto. Intanto il lungomare è pedonalizzato, non è più una ZTL, quindi c'è una ulteriore riduzione delle auto che potranno transitare per esigenze specifiche e si farà in modo nelle prossime settimane, man mano che la pedonalizzazione procede con gli atti conseguenziali, di animare questa strada, non soltanto renderla disponibile alla passeggiata, ma una volta sottratta alle auto, sottratta al traffico, sarà importante portare, ci sono già delle interlocuzioni, delle attività culturali, ricreative. Mondello però è spaccata, molti commercianti hanno puntato il dito contro la pedonalizzazione, per loro è penalizzante soprattutto perché riduce il flusso di gente che si reca nella bella località marinara. C'è però chi è assolutamente a favore, come questo ristoratore. Secondo me non ci penalizza, perché anche noi avevamo il pensiero che l'isola pedonale sarebbe stata meglio. E infatti è stata una delle proposte che avevamo fatto nelle riunioni pre-stagione. Speriamo che vada bene. L'anno scorso, devo essere sincero, non ci ha penalizzato. Ed è chiaro che le logiche della pedonalizzazione non possono essere condizionate da semplicemente attività commerciali, che probabilmente anche loro devono cominciare a mutare le logiche del commercio rispetto ad alcune destinazioni, così come avviene in altre destinazioni internazionali che sono sicuramente molto, molto diverse, con anche ricavi sicuramente migliori. A partire dalla prossima settimana si registrerà un vero e proprio tutto esaurito, alberghi pieni e pedonalizzazione attiva, un'estate nel segno del green per Mondello. La scuola è finita da appena qualche giorno, insegnanti e famiglie sono divisi sui compiti per le vacanze. Per tutti però è importante leggere. Roberta Lunghi. C'è il tempo per leggere, c'è il tempo per studiare, c'è il tempo per svagarsi e l'estate è fatta appunto di svago ma anche di lettura e di approfondimento dei loro interessi.
Cari vecchi compiti per le vacanze. Sembrano destinati a restare un ricordo o in alcuni casi ad essere svuotati dall'ansia che il termine compiti porta con sé per diventare altro. Non chiamiamoli compiti perché fanno paura detta così, chiamiamoli allenamento estivo. E in questo allenamento estivo non sono previsti orologi o scadenze, nemmeno libri ad hoc. Noi abbiamo dato con la mia collega dei consigli, delle schede, le abbiamo mandate loro, le abbiamo selezionate un po' a corredo di quello che abbiamo fatto durante l'anno scolastico. Di fatto le schede inviate o condivise sulle apposite piattaforme andrebbero scaricate, stampate, poi completate e al rientro verificate. Ma è qui che ci accorgiamo che anche questo termine non risulta appropriato. Non chiamiamole verifiche, chiamiamoli, incontriamoci nuovamente, vediamo un po' a che punto siamo arrivati, riabbracciamo i compagni, riabbracciamo le maestre e riapriamo i libri. Ma i libri saranno sempre stati aperti, ecco, non chiudiamoli in estate, perché i libri sono la vita. E se per i più piccini resta l'impegno di questo allenamento estivo, per i liceali il coro sembra unanime verso un totale allentamento perché l'estate sia un tempo per la vita. Un tempo per la vita, anche questo è fondamentale. I ragazzi oggi il disagio psicologico che lamentano maggiormente è che loro appunto non li si ascolta, non hanno il tempo di fare altre cose. È importante dare delle indicazioni ai ragazzi, magari dei suggerimenti di lettura o al limite degli esercizi che possono così aiutarli a riprendere un po' alcuni dei contenuti. In soffitta dunque la lunga lista di compiti per le vacanze, ma resta un'unica indicazione: bisogna leggere. Un consiglio che si scontra con dati poco incoraggianti. Nonostante la pandemia abbia avuto degli effetti positivi sulle abitudini di lettura degli italiani, solo 3 ragazzi su 10 leggono almeno un libro al mese e l'Italia è fanalino di coda in Europa. Basterà il consiglio di un giovane docente a solleticare le buone intenzioni. Suggerisco un romanzo di Valeria Parrella che si chiama La Fortuna, che racconta la storia di un adolescente ambientato nell'impero romano durante l'impero dei Flavi ed è una storia molto bella che racconta il processo di una crescita ma anche di un percorso di inclusione che secondo me ai ragazzi può piacere. Io l'ho proposto alle mie classi e ne abbiamo poi discusso in un incontro così informale. Perché l'adolescenza dall'impero romano fino a qui è praticamente la stessa, assolutamente, i problemi sono sempre gli stessi. Ci fermiamo, torniamo subito dopo questa sosta, torneremo a Taormina per il Tao Book. Insieme a Sicilia 24 a Taormina entra nel vivo Tao Book, il Festival internazionale del libro che quest'anno ha scelto il tema delle libertà. Sentiamo il servizio di Eva Sparpinato. Una passeggiata sul corso di Taormina, circondato dallo sguardo di turisti, amanti della letteratura e telecamere. David Garrett, star internazionale virtuoso del violino, che ha creato un ponte tra la musica classica e il rock con il suo stile crossover, è stato uno degli ospiti più attesi della 13ª edizione di Tao Book, che quest'anno pone uno sguardo trasversale sulle tante declinazioni delle libertà. Non è passato remoto, non è passato prossimo, lo testimoniano le coraggiose lotte delle donne iraniane. Oggi il tema delle libertà è un tema urgente perché le libertà negate sono più di quelle riconosciute ed è per questo che abbiamo deciso di affrontare il tema facendo nostro anche l'insegnamento di Benedetto Croce. La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al plurale. Il festival accoglie nei luoghi più significativi di Taormina oltre 200 eventi con ospiti di prestigio provenienti da 30 paesi del mondo. La mongolfiera in volo, immagine simbolo dell'edizione 2023 creata dall'artista Velasco Vitali, rappresenta la ricerca di uno sguardo più alto sul mondo, capace di avvicinare ambiti apparentemente distanti, ma anche l'espressione delle libertà plurali. E di libertà ieri ha parlato anche l'amatissimo scrittore francese Daniel Pennac per la prima volta a Taormina. Je suis émerveillé. Sono davvero colto da una meraviglia incredibile e aspetto solo che termini l'intervista per andare a visitare il teatro greco. La libertà è una problematica assolutamente urgente, d'altro canto vediamo che ci sono parecchi paesi dove ci sono ora dei governi autoritari e dove ci sono dei problemi di democrazia come la Turchia, come la Russia per esempio, come altri paesi nel mondo. Quindi temo che bisogna tenere bene sotto controllo e guardare bene che cosa succede a livello di libertà. Che cos'è per lei la libertà? Che c'est pour vous la libertà? Quelle heure il est?
Pennacca ha presentato Capolinea Malussen, che arriva a distanza di 40 anni dal primo libro della saga, e ci racconta che il prossimo testo lo vorrà scrivere proprio in Sicilia. À côté de chez moi. Ho un rapporto di amicizia profonda con la Sicilia, perché a Parigi, proprio vicino a casa mia, c'è un ristorantino che è tenuto da un amico siciliano che si chiama Pippo, dal quale io vado a mangiare praticamente ogni giorno, e quindi devo dire che tutto questo mi fa pensare che tornerò presto in Sicilia e voglio fermarmi almeno 2 o 3 mesi perché voglio scrivere qua. Ha già preferenze dove? Voilà, Villafrati. Villafrati, paese in provincia di Palermo, dunque, si dovrà preparare ad accogliere lo scrittore francese. Siamo agli spettacoli, la nuova stagione del Teatro ABC di Catania, in un cartellone ricco. A presentarlo il direttore artistico Guglielmo Ferro, assieme ad alcuni degli attori protagonisti. Simona Mazzone. La nuova stagione teatrale Turiferro all'ABC di Catania sarà straordinaria. Il cartellone è stato presentato da alcuni, tra attori, produttori e registi, che porteranno in scena a partire da novembre 2023 fino a maggio 2024 10 spettacoli. Il debutto è Storia di una capinera di Verga con Nadia De Luca ed Enrico Guarneri. Come ogni anno, ormai è tradizione, 2 lavori, uno serio, drammatico, ed è appunto Storia di una capinera di Verga, l'altro sarà divertente, rilassante, comico, ed è Il bugiardo di Carlo Goldoni. E nel bugiardo abbiamo invertito i ruoli, perché il bugiardo è il figlio. Goldoni scrive di questo figlio scapestrato, scavezzacollo, non potendo io fare il figlio per ragioni anagrafiche qualche mese, non tanto, allora io faccio il padre e abbiamo cambiato, cioè qua è un padre bugiardo. E poi Pino Insegno, Gianfranco Iannuzzo, Barbara De Rossi, Marina Massironi, Ferzan Ozbetek, Claudio Bisio, Edoardo Leo e Pippo Pattavina, impegnato in Pensaci Giacomino, reduce da un altro successo teatrale di Pirandello. Pensaci Giacomino, che è la prima volta che interpreto, non l'avevo mai fatto pur conoscendolo perfettamente, ed è dire che è un piacere estremo è dire un'ovvietà, perché comunque recitare Pirandello è sempre una cosa unica, perché significa recitare uno dei più grandi autori del Novecento, se non il più grande in assoluto. Tanto impegno ed edizione nella programmazione del cartellone per Guglielmo Ferro, nella doppia veste di direttore artistico e regista. Qual è la novità di questo cartellone? La novità è che il teatro è un gesto contemporaneo e quindi noi stiamo andando sempre di più verso quello che è il teatro che rappresenta oggi la contemporaneità, non dimenticando i grandi classici. Questo è quello che ci conduce e che ci fa ogni anno portare delle novità all'interno del nostro teatro. Gli organizzatori e produttori Mario Fraello e Carlo Auteri hanno dovuto aggiungere alcune date, vista la mole di richieste per gli abbonamenti. In questa stagione, rispetto a quella trascorsa, abbiamo registrato degli aumenti inaspettati, e degli aumenti li immaginavamo, ma a parità di data rispetto all'anno scorso siamo ad oltre il doppio di abbonati. Per noi adesso c'è un'altra breve sosta, ci ritroviamo con la pagina sportiva. Siamo allo sport, al calcio in particolare. Ora conosciamo meglio il nuovo allenatore del Catania, Luca Tabbiani, che è un appassionato, diciamo, uno specialista nel calcio propositivo ed aggressivo, che ha convinto da subito la dirigenza etneo. Per lui un contratto biennale, opzione anche per un terzo nel caso di raggiungimento della promozione. Marco Carli. Calcio aggressivo, propositivo, costruzione da dietro in fase di possesso e pressione alta per provare a recuperare presto palla quando il pallone ce l'hanno gli altri. Il dogma di Tabbiani, che al di là delle caratteristiche tecniche di scuola zemaniana ha convinto dai primi colloqui di metà maggio la dirigenza del Catania. L'obiettivo, insomma, è quello di avere un'identità calcistica, ma anche una precisa evoluzione della settimana che precede la partita. Insomma, un processo logico che consenta alla squadra di esprimersi con identici concetti nei confronti di ogni avversario.
4-3-3, difesa alta come quella per intenderci che i tifosi rossazzurri hanno visto quest'anno nella Vibonese di Modica, tecnico che ha influenzato il nuovo allenatore del Catania. Ali larghe e spesso a piedi invertiti, altra caratteristica delle sue squadre del Fiorenzuola, visto che lì soprattutto Tabiani ha allenato, lasciando un ottimo ricordo dalla promozione fra i professionisti al lavoro svolto in C con una squadra giovane e con un budget non certo elevato. Poi ovviamente sarà il campo a dire se il Catania avrà fatto la scelta giusta, ma certe partite inquadrano ciò che i dirigenti vorrebbero vedere, per esempio la straripante vittoria per 5-0 del Fiorenzuola con la Reggiana, che poi avrebbe vinto il campionato. Era l'ottobre scorso e quella partita ha impressionato chi seguiva da tempo l'allenatore scelto, poi da Grella e la Neri. Quest'ultimo ha portato avanti il percorso già intrapreso con Italiano, sconosciuto all'Arzignano, visionato dall'attuale DS del Catania e poi esploso. Per Tabiani contratto biennale con la possibilità di adeguamento su durata e ingaggio nel caso di promozione. Porterà con sé l'allenatore in seconda e il preparatore atletico con Petralia supervisore. Tomei sarà il preparatore dei portieri ed Emanuele Catania il collaboratore tecnico. Calcio giocato oggi pomeriggio allo stadio De Simone. Siracusa ed Enna si affrontano nella finale di ritorno dei playoff promozione. In palio c'è un posto in Serie D. Marco Carli. Due capoluoghi di provincia che inseguono una ribalta importante. Siracusa e Enna a caccia di un posto in Serie D, dunque nel maggiore campionato dilettantistico. Nella stagione regolare si sono inchinate rispettivamente a Igea Virtus e Acragas, ora cercano il successo che meriterebbero entrambe per la passione delle due tifoserie e anche per il palmarès delle due squadre. Al De Simone va in scena la gara di ritorno della finale playoff di eccellenza dopo l'1-1 del Generale Gaeta. Una settimana fa a Enna era andata in vantaggio la squadra di casa con la rete di Agudiak sul rinvio lungo del portiere. Ficarotta nel finale aveva riportato in parità la sfida lasciando un vantaggio agli aretusei per il ritorno, visto che vige ancora la regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità. Se dovesse finire 1-1 si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Attesa grande da entrambe le parti, al De Simone sarà una festa di colori. La commissione di vigilanza ha concesso in settimana la riapertura al pubblico della gradinata Pippo Imbesi, dunque 3/4 dello stadio completamente colorato di azzurro. Sold out nei 3 settori con un pubblico stimato di 4.500 spettatori. Poi c'è il settore ospiti per i tifosi dell'Enna con ancora posti a disposizione. Calcio d'inizio domenica alle 16:30. Siracusa e Enna vogliono scrivere una pagina della loro storia recente. Bene, è tutto, ci fermiamo qui almeno per questa edizione del nostro telegiornale. Fra poco la rassegna stampa stamattina curata dalla collega Emanuela Corsi. Ancora buona domenica.